Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Corruzione nella sanità, Cuffaro chiede il patteggiamento. L'ex presidente della regione ai domiciliari aveva già subito una condanna scontata quasi del tutto a 7 anni in un altro processo. A Palermo quello che è successo allo Zen è gravissimo, duro il commento del sindaco sul divieto imposto dai figli di un pregiudicato di allestire il mercatino rionale in segno di lutto nel giorno dei funerali del padre. Palermo, dopo le ultime intimidazioni ai commercianti, cresce la tensione a Sferracavallo, le indagini si concentrano sulle nuove leve della malavita. Catania, trentenne colpita con un pugno dopo una serata in discoteca, frattura del naso e 40 giorni di prognosi. A Sicilia 24 lo sfogo del padre, nessuno ha visto niente. Rifiuti in Sicilia, la differenziata non cresce ma aumenta la tassa, tari alle stelle in diverse città, Catania si conferma la più cara. Attività chiuse, nessun risarcimento, affitti alle stelle, aiuti promessi e mai arrivati. A 100 giorni dalla frana che ha colpito Niscemi, commercianti e famiglie denunciano una situazione ormai insostenibile. Serie B, Palermo in campo stasera a Venezia per l'ultima giornata di campionato, in attesa poi del play-off. Inzaghi rivoluziona la squadra, tanti cambi in vista per il match del Penso. Serie C, il Catania Veronello ha battuto in amichevole l'Inter Under 23. Da mercoledì allenamenti al Massimino in vista dei quarti di finale dei play-off. Bentrovati. Chiede di patteggiare l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, accusato di corruzione in sanità. Tenta così di evitare di tornare in carcere, dove ha già scontato una pena di 7 anni per rivelazione di segreto d'ufficio aggravato dall'aver favorito Cosa Nostra. L'istanza è stata presentata oggi in udienza preliminare dai suoi avvocati. Manlio Viola. Mossa a sorpresa dell'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di corruzione per aver manipolato un concorso per la stabilizzazione di personale precario all'ospedale Villa Sofia Cervello, l'ex segretario della DC agli arresti domiciliari da 5 mesi non si è presentato all'udienza preliminare del procedimento per la presunta corruzione in sanità, ma i suoi difensori, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, hanno presentato un'istanza di patteggiamento al giudice per le indagini preliminari. La difesa parte da un'ammissione di colpa e propone una pena di 3 anni, ma chiedendo a fronte del patteggiamento che venga scontata con lavori socialmente utili sostitutivi della carcerazione. La procura si è detta favorevole al patteggiamento, la decisione ora passa al giudice Ermelinda Marfia, che potrebbe stralciare la posizione dell'ex governatore siciliano e decidere in una udienza separata. La procura ha invece avanzato richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli altri imputati. Si tratta dell'ex direttore generale dell'ospedale Villa Sofia Cervello, Roberto Colletti, di Antonio Iacono, primario del Trauma Center, dell'ex segretario storico di Cuffaro, Vito Raso, tutti accusati di corruzione per il medesimo episodio. Devono rispondere di aver manipolato invece una gara dell'ASP di Siracusa Mauro Marchese e Marco Dammone della Dusman SRL, Roberto Spotti, legale rappresentante della società, Ferdinando Aiello e l'imprenditore di Belmonte Sergio Mazzola, titolare della Euroservice, accusati di traffico di influenze. Quello che è successo allo Zen è gravissimo, duro il commento del sindaco di Palermo Roberto Lagalla su quanto accaduto nel quartiere Zen con l'imposizione di non far allestire il mercatino rionale per permettere il funerale di un mafioso. Marco Gulla. I palloncini in aria, i fuochi d'artificio e poi un'imposizione mafiosa. Qui oggi non si farà il mercatino, ci sono i funerali di mio padre. Siamo allo Zen, la famiglia di un soggetto già imputato per reati mafiosi ha scritto sui social che non si sarebbero tenuti i mercati e di far arrivare il messaggio a tutti, perché ci sarebbe stato il funerale del padre. Oltre al divieto di montare i gazebo e le bancarelle richiesto dalla figlia del defunto, le immagini pubblicate su Facebook mostrano la bara di Carmelo Barone e i messaggi d'affetto inviati dal carcere Pagliarelli. Gravissimo, ma non sorprendente se si conosce una psicologia che è propria di gruppi violenti, facinorosi, mafiosi. Quello di segnare una loro presenza sul territorio quando il lavoro delle istituzioni, soprattutto in alcune aree della città, comincia ad essere presente e coinvolgente.
Allo Zen oggi nessuno vuole parlare dell'accaduto, c'è un muro di omertà che in pochi nel quartiere vogliono abbattere. Siamo stanchi di finire sempre in prima pagina per colpa di alcuni, ci dice una signora, che però non vuole essere ripresa per timore di ritorsioni. La borgata di Sferracavallo prova a riprendersi e a prepararsi alla stagione estiva all'indomani della tripla intimidazione notturna, ma per le strade del centro del Palermitano non si parla d'altro e la tensione resta alta. Sentiamo. Sferracavallo il giorno dopo. C'è tensione per strada, la si respira un po' ovunque. La tripla intimidazione di ieri con bottiglie di liquido infiammabile lasciate davanti a 3 esercizi commerciali che ripercorre un'analoga notte di novembre scorso quando i destinatari delle intimidazioni furono 5, ha scosso nuovamente la borgata. La politica intanto credo che si debba scusare con la comunità di Sferracavallo perché non è possibile che questi episodi vengano ripetuti dopo qualche mese come se nulla fosse accaduto ed è chiaro che bisogna avviare un iter, una collaborazione tra tutte le istituzioni. Si teme un ritorno al clima degli anni 80 e 90. E la colpa è solamente nostra perché abbiamo sempre taciuto, non ci siamo mai espressi o lottare contro questa chiamata mafia perché non è mafia, questa è malvagità. Ma la reazione c'è stata, tutti i commercianti hanno denunciato l'accaduto anche se preferiscono non parlarne, non esporsi sui media. La convinzione generalizzata è che si tratti di delinquenza emergente, di giovani leve che usano metodi mafiosi. Le indagini dei carabinieri sono avviate e si sono ricongiunte con quelle iniziate a novembre scorso, nella convinzione che la matrice sia unica. Nelle mani della polizia invece l'altra inchiesta sui danneggiamenti a colpi di mitra, ma non è detto che i due filoni non debbano alla fine riunificarsi. Abbiamo incontrato il papà di una ragazza picchiata con un pugno in faccia in una discoteca di Catania. Frattura del naso e prognosi di 40 giorni. Aveva litigato con un ragazzo di colore, ma nessuno ha visto niente. Lorena Dolci. Quando mia figlia mi chiama alle 4 del mattino dicendomi papà perdo sangue perché mi hanno dato un pugno in faccia, per me rimane una tragedia. La telefonata che nessun genitore vorrebbe ricevere a Mario Savasta è arrivata il 18 aprile scorso. Un sabato sera che la figlia Valeria, 32 anni, nome di fantasia, vuole passare in discoteca. Il locale si trova in via Alfonsetti, la movida della stazione di Catania. Alle 4 del mattino una delle sue amiche si sente male. Lei prova a rianimarla. Agitata chiede una bottiglietta d'acqua a un ragazzo di colore. Addirittura questo tizio aveva già provato, quando c'è stato questo alterco, dammi la bottiglietta o meno, a inveire, a cercare di afferrare mia figlia, e in quel caso sono intervenuti i buttafuori del locale, che però, per quanto il nome sia Buttafuori, non lo hanno cacciato. E così, quando Valeria esce per andare a prendere la sua auto, l'extracomunitario la sta aspettando al varco e le sferra un pugno in pieno volto. Gli ha fratturato il naso in più punti, una frattura scomposta con deviazione del setto nasale. Valeria è stata operata, non si escludono altri interventi, 40 giorni di prognosi. Ovviamente è tremendamente scossa, in qualche modo ha difficoltà anche a uscire, a andare fuori, perché ovviamente in viso è una sagoma. Nonostante lo shock, Valeria presenta denuncia ai carabinieri, fornisce l'identikit dell'aggressore individuato sui social, lo riconosce anche nelle foto segnaletiche, ma aspetta ancora un provvedimento. Rabbia perché vede che lei confidava molto nelle istituzioni, ma vorrebbe che si facesse giustizia. Sempre a Catania la polizia ha arrestato 2 minorenni responsabili di rapina aggravata ai danni di coetanei vicino al Corso dei Martiri. Uno dei due aveva una pistola nascosta sotto la maglia, mentre l'altro teneva la mano in tasca simulando di essere armato. Uno dei ragazzi minacciati ha consegnato la somma di 20 euro. Negli stessi momenti sono intervenuti gli agenti, hanno messo in sicurezza il gruppo di giovanissimi e bloccato i 2 violenti. Sono state sequestrate 2 pistole e un coltello.
E a Catania ancora la polizia ha arrestato un danneggiatore seriale di automobili, protagonista di una serie di assalti alle autovetture parcheggiate in via Luigi Sturzo nei pressi di Corso Sicilia. Ad intervenire sono stati i poliziotti e la squadra motociclisti dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. In particolare un abitante della zona si è accorta che l'uomo stava fracassando i cristalli delle auto in sosta per rovistare all'interno degli abitacoli alla ricerca di oggetti di valore. Ancora una notizia. A Palermo è fuggito dopo aver investito con la sua auto 2 poliziotti e poi di notte si è presentato in questura ammettendo le proprie responsabilità. Un giovane di 27 anni di San Giuseppe Jato è stato arrestato. E adesso parliamo di rifiuti. Il report 2025 di Federconsumatori Sicilia mette nero su bianco gli effetti delle cattive politiche ambientali adottate nell'isola negli ultimi anni, con una Tari sempre più alta. Catania è la città più cara, è una differenziata che non decolla. Simona Mazzone. La tassa sui rifiuti è sempre più alta, mentre la raccolta differenziata non cresce, addirittura in alcuni comuni diminuisce. È una fotografia impietosa quella scattata in Sicilia da Federconsumatori nel report Rifiuti 2025. Il governo regionale ha puntato come politica principale, quasi unica, sull'incenerimento dei rifiuti, prevedendo la costruzione di 2 impianti al costo di 800 milioni, piuttosto che puntare sull'impiantistica collegata alla raccolta differenziata e che introduca in Sicilia imprese che possono riutilizzare e riciclare il materiale differenziato. Il report prende in considerazione 2 tipi di nuclei familiari, quello classico, 3 persone che vivono in una casa di 100 metri quadrati e un altro composto da un singolo in un appartamento da 60 metri quadri, una condizione tipo, quest'ultima, che rispecchia la società attuale. In entrambi i casi è Catania la città con la Tari più alta, ma il dato più rilevante è che una persona che qui vive sola paga di più di una famiglia intera che abita a Messina o a Caltanissetta. L'unica provincia in cui la Tari è diminuita, ma solo dello 0,4%, è Siracusa. La differenziata, sia a livello regionale, è in stallo al 55%, in alcune città, come Catania ad esempio, è persino diminuita, mentre in altre, come Palermo, è ferma. Le uniche virtuose sono Trapani e Ragusa. A 100 giorni dalla frana che ha colpito Niscemi, commercianti e famiglie denunciano una situazione ormai insostenibile. Attività chiuse, nessun risarcimento, affitti alle stelle e aiuti promessi ma mai arrivati. Nella cosiddetta zona nera, a ridosso del Belvedere, ci sono locali che non riapriranno più e tra questi c'è il Museum di Damiano Schembri che racconta il dramma di chi ha perso tutto. Gerry Italia. Sono passati quasi 100 giorni dalla frana che ha cambiato il volto di Niscemi. Qui, nella cosiddetta zona nera, il tempo sembra essersi fermato. Strade interdette, attività chiuse e decine di famiglie ancora senza risposte. Tra i locali destinati a non riaprire più c'è il Museum, l'attività di Damiano Schembri, uno dei tanti commercianti che oggi denuncia l'assenza totale di sostegno concreto da parte delle istituzioni e che oggi celebra con amarezza l'evento con un manifestino funebre attaccato alle transenne della zona nera. Sono passati quasi 100 giorni e siamo senza un mancato guadagno, senza le nostre attività e la situazione sta andando sempre ogni giorno sempre più a peggiorare. E il problema non riguarda soltanto il lavoro, molti sfollati denunciano anche il caro affitti. Secondo i residenti trovare una casa sotto i 1.500 euro al mese è diventato quasi impossibile. I mutui continuano ad arrivare, la luce continua ad arrivare, le spese, INPS, cose continuano ad arrivare. Dove ci doveva essere un ammortizzamento totale di tutto, invece attualmente arriva come se fossimo aperti, la stessa cosa. Eppure, spiegano i commercianti, le promesse non erano mancate. Una delegazione era stata invitata persino al Senato a Roma, dove erano stati annunciati aiuti immediati, ma secondo gli esercenti tutti gli emendamenti proposti sarebbero stati bocciati. Non vogliamo finanziamenti come ci ha promesso il nostro presidente Schifani, ma vogliamo essere risarciti dei danni che abbiamo subito. Vogliamo essere pagate le nostre attività per poter ripartire in modo autonomo e senza debiti sulle spalle. A 100 giorni alla frana, Niscemi prova comunque a rialzarsi, ma resta la rabbia di chi dice di essere stato lasciato solo e la paura che insieme alle case e alle strade possa franare definitivamente anche il futuro economico di un'intera comunità.
L'antivirus inizia a preoccupare, ne abbiamo parlato con il professore Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Intanto si parla già di vaccino. Desiree Ferlito. L'allarme antivirus inizia a preoccupare. Un nuovo caso su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Abbiamo chiesto al professor Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldi Inesima, cosa è e come si trasmette. Nei casi gravi dà un interessamento cardiopolmonare, un edema polmonare importante, un distress respiratorio acuto con una mortalità elevata, 39, 30, 50% in base agli studi. Dobbiamo preoccuparci? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice al momento che il rischio globale è basso. Detto questo bisogna stare molto attenti perché ci sono stati 29 soggetti che erano sulla nave da crociera che hanno lasciato la nave anzitempo e a quel momento non si sapeva del virus e quindi sono tornati nei loro paesi, quindi prendendo voli anche di linea. L'OMS al momento sta facendo il tracciamento di tutti i contatti. Febbre, dolori muscolari, mal di testa, questi i sintomi iniziali, fino alla fase acuta, poi una fase gastrointestinale con vomito e diarrea, fino alle forme più gravi. Ma sappiamo con quanta rapidità si può trasmettere questo virus? Per contatti molto stretti e molto ravvicinati tramite saliva o goccioline di saliva oppure contatti diretti può passare velocemente da una persona all'altra, poi c'è il tempo per manifestare i sintomi. Colpisce tutti a prescindere dall'età ed ha una mortalità elevata a qualsiasi età. Intanto si parla già di un vaccino pronto forse tra 10 mesi, mentre l'immunologo premio Nobel Weizmann rassicura che non ci sarà una pandemia. Oggi a Sicilia 24 Focus si parlerà di innovazione e lotta ai tumori. Ospite di Roberta Lunghi in studio il dottor Nicola Cinardi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia oncologica dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Come al solito potete inviare le vostre domande con un messaggio WhatsApp al 342 7455 005. Adesso una pausa, ci vediamo tra poco. In un bene confiscato alla mafia, studenti e istituzioni insieme per una raccolta solidale di arance destinata alla Caritas, una giornata simbolo di legalità, impegno civile e restituzione dei beni alla collettività. Eva Spampinato. Un agrumeto confiscato alla mafia, le piccole mani dei bambini impegnati nella raccolta delle arance, un terreno che torna a produrre per il bene e una giornata simbolo di riscatto e solidarietà. È successo a Catania, in contrada Iungetto, dove questa mattina centinaia di alunni delle scuole elementari e i ragazzi dell'istituto alberghiero Wojtyla di Catania hanno partecipato ad una raccolta solidale nell'area, un tempo della criminalità organizzata e oggi affidata alla cooperativa Beppe Montana, Libera Terra. Proprio per trasmettere un messaggio forte che è quello di restituzione alla collettività, quindi restituzione sociale di un qualcosa che era stato sottratto dalla criminalità organizzata. Questo cosa significa? Che il bene confiscato alla mafia può dare occupazione, può avere una nuova vita. I frutti saranno destinati alla Caritas e ad alcune parrocchie cittadine. Questo è il senso vero della memoria, cioè la trasformazione e la restituzione alla società, alla collettività di questi posti, ed è la cosa più bella, perché vuol dire che siamo stati tutti dalla stessa parte. Un gesto semplice ma dal forte valore educativo e civile. Pensate che in questo momento ci sono ben 1332 soggetti gestori che gestiscono quindi i beni confiscati diversi, quindi non c'è solo Libera e questo per noi è la soddisfazione più grande. All'iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Catania Trantino, i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e il presidente del Tribunale per i minorenni Roberto Di Bella. A dimostrazione che questa città si sta risvegliando e sta cominciando anche ad attivare percorsi virtuosi. Numero chiuso alla Scala dei Turchi a Realmonte, non più di 1.800 persone al giorno con 50 ingressi per volta. Il biglietto si acquisterà direttamente sul posto con pagamento digitale e aumenta a 6 euro. Davide Sarto.
Novità importanti per chi vuole visitare la Scala dei Turchi a Real Monte. Da questo mese cambia la modalità di accesso. Non sarà più possibile prenotare online. Il biglietto si acquisterà esclusivamente sul posto con pagamento digitale. Il costo è di €6, €1 in più rispetto al passato. Il Comune punta ad una gestione più ordinata dei flussi e alla tutela della Marna Bianca. L'accesso sarà limitato a 1.800 persone al giorno con ingressi scaglionati, 50 visitatori ogni 20 minuti. Nel ticket è inclusa anche l'assicurazione in caso di infortunio. Il sindaco Alessandro Mallia parla di una scelta necessaria anche alla luce dei numeri registrati. Solo nel mese di aprile si sono contate circa 16.000 presenze, a conferma del forte richiamo turistico del sito. Aumentano anche i livelli di sicurezza con l'installazione di nuove telecamere per contrastare vandalismi e monitorare l'area. Presenti sul posto la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile. Entro l'estate arriverà inoltre una nuova recinzione in vetro che prenderà il posto dell'attuale rete metallica con l'obiettivo di integrarsi meglio con il paesaggio e valorizzare ulteriormente l'area dal punto di vista ambientale e turistico. Adesso una breve pausa e poi il calcio con il Palermo e il Catania. Eccoci al calcio. Palermo in campo stasera a Venezia per l'ultima giornata di campionato in attesa poi dei play-off. Inzaghi rivoluziona la squadra, tanti cambi in vista per il match del Penso. Marco Gullà. Finire bene. L'obiettivo del Palermo è quello di chiudere nel migliore dei modi la regular season stasera a Venezia e iniziare il percorso verso i play-off, al via per i siciliani da domenica 17 maggio. Stasera al Penso contro i Lagunari, già promossi in Serie A. Il Palermo vorrà fare da guastafeste, anche perché in caso di sconfitta interna del Monza contro l'Empoli, i rosaneri aggancerebbero i Brianzoli a quota 75. Questo comporterebbe, in caso di finale con la formazione di bianco, lo svolgimento dei supplementari ed eventualmente dei calci di rigore in caso di parità complessiva nelle due gare. Noi dobbiamo cercare di finire bene, abbiamo dimostrato col Catanzaro che per noi ogni partita è importante e questa è fondamentale per preparare bene la partita di domenica prossima e soprattutto dobbiamo cercare di onorare il campionato fino alla fine. Mi piacerebbe chiudere a 75 punti, secondo me sarebbe un risultato molto importante per il campionato di Serie B, per cui andremo a fare, spero, una grande partita. È chiaro che per loro è un giorno di festa, ma noi dobbiamo cercare di fare una grande gara. Inzaghi cambierà diverse pedine rispetto alla gara contro il Catanzaro, possibile un turno di riposo anche per Poyampalo per sostituirlo. È sfida tra Leduaron e Corona, ma la sensazione è che il francese sia in netto vantaggio rispetto al palermitano. La squadra ha fatto un campionato importante, che la gente si era avvicinata a noi, per cui sono molto contento, però purtroppo quello che abbiamo fatto bene non è bastato e dobbiamo finire bene questa ultima partita e poi cercare di fare dei grandi playoff. Il Catania a Veronello ha vinto in amichevole con l'Inter Under 23. Il ritiro proseguirà fino a lunedì. Dal 13 il lavoro si svolgerà al Massimino in vista dei quarti di finale dei play-off. Marco Carli. Le buone notizie e le chiavi di lettura future che arrivano dall'amichevole con l'Inter Under 23. Le prime due novità positive sono chiare e visibili. 4 gol, solo uno subito, con ben 3 attaccanti a segno: Ciccerelli, Forte, segnalato già in grande crescita, e Rolfini. Ecco proprio l'ex Vicenza e l'altra nota lietissima: pochi minuti in campo che, al di là del gol, raccontano della guarigione della frattura al piede. Ovviamente bisogna ritrovare la forma partita. Per il resto Dini ed Ausilio avrebbero potuto giocare, ma a livello precauzionale dopo acciacchi da trauma è stato preferito tenerli pronti per il prossimo test di domenica. Donnarumma, Casasola e Miceli sono ancora in fase di recupero e gli ultimi giorni di ritiro serviranno, secondo i programmi, per fare ulteriori progressi. Vale lo stesso per Allegretto, che dopo un periodo in cui è finito nel dimenticatoio, con Viali soprattutto, ha giocato 90 minuti nell'ultima di Bergamo. L'obiettivo generale è, ad eccezione di Corbari, avere tutto l'organico a disposizione per la ripresa dei lavori in casa a partire dal 13 maggio. Sotto l'aspetto tattico, evidente conferma del 3-4-2-1, i principi sono noti e conosciuti. Se poi, come è successo con l'Inter Under 23, si riesce a migliorare le percentuali in zona gol, Toscano potrà guardare i playoff con ancora maggior convinzione. Qualità là davanti e solidità dietro, l'equilibrio che serve per gli spareggi. Oltre al recupero degli infortunati e alla miglior forma fisica, a Veronello si insegue proprio questo obiettivo. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.